Villa Paiera, zona industriale, stabilimento della Clivet, oggi le verifiche dovute per quanto accaduto nei giorni scorsi con alcuni dipendenti, alcune decine, che hanno avuto dei disturbi intestinali. Clivet di Feltre, presunti casi di intossicazione di cui non se ne riesce a decifrare l'origine. Una cinquantina di lavoratori hanno accusato malesseri come nausea, crampi addominali e stanchezza. Non si tratterebbe dunque di episodi isolati e alcuni di loro, preoccupati dal persistere dei sintomi, si sono rivolti al pronto soccorso. Abbiamo ricevuto dai responsabili degli stabilimenti delle segnalazioni di un elevato tasso di assenteismo per eventi gastrointestinali e quindi abbiamo pensato, al di là di possibili eventi esterni come il classico virus, di attivare dei controlli interni. L'azienda ha immediatamente attivato le procedure di controllo e profilassi mettendo sotto osservazione, ma sin qui senza risultati, soprattutto acque e distributori, mentre resta sotto verifica il servizio mensa, ma per avere un risultato saranno necessari alcuni giorni. Abbiamo iniziato con le acque potabili, quindi è stata contattata la SIB di Belluno per verificare se ci fossero state segnalazioni di interruzione della potabilità dell'acqua, ma era negativo. Poi ci siamo mossi sul distributore, la ditta che ci fornisce la distribuzione delle bevande calde, quindi caffè, tè, acqua, eccetera, per verificare con loro lo stato di sanificazione di tutte le apparecchiature, che era stato fatto di recente. E parallelamente abbiamo anche interpellato la Mensa, che è un servizio esterno, non è di Clivet, per appunto attivare il loro protocollo HACCP per eventuali analisi su gli alimenti e sulle superfici di lavoro della Mensa. Altra possibilità quella di un virus entrato dall'esterno, magari veicolato da un portatore sano e poi trasmessosi tra i dipendenti per via aerea. Un controllo è stato disposto anche dall'ULSS 1 Dolomiti. La situazione sembra comunque già in via di rientro.